protesa verso il cielo, in una perpetua ascesi, destinata al sacro, ma ben cosciente del proprio ruolo sulla terra. Poeti e abati, vescovi e monaci videro qui, tra i monti di Monreale e di Palermo, uno dei luoghi della preghiera e del lavoro per eccellenza in terra di Sicilia. La sua importanza e virtù risuonano come un eco ancora oggi, diffondendosi tra i meandri sfocati e frastagliati della storia, che uniscono la grande struttura monastica con i resti dell'antica abbazia di Santa Maria delle Vergini di Palermo, la fortezza del cosiddetto Castellaccio e i ruderi di Portella Sant'Anna. Tra queste mura e in queste vallate, il silenzium è tuttora uno stile di vita tradotto in attività concrete, che sono quanto rimane della grande vitalità religiosa e culturale lodata dal letterato tedesco Johann Wolfgang Goethe, ospite di questa grande abbazia al tramonto del Settecento. Uno scrigno ricco di tesori inestimabili, dove ogni pietra, ogni angolo trasuda tutto il fascino della propria storia, sta aprendo le proprie porte per mostrare i suoi segreti secolari al mondo. Questo scrigno è l'abbazia di San Martino delle Scale.